Alla 00:30 un violento temporale si è abbattuto qui nella zona di Sappada, migliaia di metri cubi di roccia, di ghiaia e di sabbia si sono riversati sulla strada regionale 355 che di fatto ha chiuso il collegamento, interrotto al momento il collegamento tra il Friuli e il Comelico. I mezzi sono al lavoro per la bonifica e messa in sicurezza, ma pesa l'incognita meteo. E quanto fa sapere Friuli Venezia Giulia Strade, dopo le 3 diverse frane che hanno interessato la notte scorsa, al culmine di un violento nubifragio, la strada regionale 355, la regionale 465 e la ex strada provinciale 22 che mettono in collegamento il Friuli e il Veneto. Quando d'un colpo rocce, pietre e ghiaia sono scesi a valle invadendo la sede stradale e in parte sfondando il parapetto in legno e il guardrail finiti nel greto sottostante del fiume Piave. Da strada, salvo complicazioni in corso d'opera, dovute principalmente come detto al maltempo, dovrebbe tornare operativa entro le 12 di giovedì 8 agosto, nella massima sicurezza per gli utenti. L'evento è accaduto all'incirca mezzanotte e ha interessato appunto un'arteria importante che è il collegamento tra Friuli e Veneto di nostra competenza. All'incirca 3.500 metri cubi di materiale sono franati su appunto il nostro tratto di competenza, per cui ringrazio il nostro staff perché è al lavoro già da stanotte per cercare di liberare quanto prima il passaggio e mettere in totale sicurezza il passaggio e che collega appunto il Veneto e il Friuli. Questa è una delle 3 frane, diciamo dei 3 punti critici insomma, franati stanotte e contiamo di riaprire in totale sicurezza questa arteria domani.